22esima giornata di campionato nel girone B di Serie B femminile. Il Padova scende in campo a Imola galvanizzato dal successo nel derby, ma soprattutto desideroso di ripetere quanto fatto nella gara d'andata, visto che le biancoscudate batterono per ben 7-0 l'Imolese. Attenzione però, perché il Padova non vince in trasferta da più di 2 mesi, anche se Imola parte molto bene. Dopo 3 minuti colleziona la prima occasione da gol con Margherita Giubilato. Il suo tiro è parato così dal portiere. Il Padova ha parecchi spazi per affondare a campo aperto in velocità. Qua ci prova Claudia Ferrato con il destro, colpisce però il palo. Si arriva al 21esimo minuto, il Padova trova il vantaggio con questa zampata di Arianna Catuzzo dopo il colpo di testa di Fabruccio. La più lesta di tutte, la numero 8 biancoscudata, ancora in maglia nera, il Padova, che segna così l'1-0, ma passa poco più di un minuto. Il Padova perde questo pallone a centrocampo. È brava l'Imolese a ripartire in contropiede e c'è Pari che aveva rubato il pallone e va anche a concludere in rete, segnando subito l'1-1. Quindi parità ristabilita, e nel primo tempo il Padova farà un pochino di fatica di troppo. La più grande occasione la colleziona proprio nei minuti di recupero del primo tempo, con Margherita Giubilato che salta anche il portiere ma non riesce a inquadrare la porta. Nel secondo tempo però è tutto un altro Padova. Passano 2 minuti, guardate questo colpo di tacco bellissimo di Fabruccio per Ferrato, che segna così il 2-1, anche il suo 23esimo gol in campionato. Il Padova ritrova la vittoria e parte veramente a tutta nel secondo tempo. Passano altri 10 minuti, Margherita Giubilato si fa prima stoppare dal portiere, poi però sulla ribattuta segna il gol del 3-1 ed è in pratica la rete che chiude la sfida. L'Imolese ci aveva creduto fino all'inizio del secondo tempo, poi però è solamente Padova che recupera ancora un buon pallone a centrocampo. C'è questo lancio lungo di Fabruccio per Ferrato che entra in area di rigore, va con il destro e segna il 4-1. Praticamente al 15esimo del secondo tempo il Padova chiude la pratica. Ancora un gran gol di Ferrato, bravissima a scattare sul filo del fuorigioco. L'Imolese prova a portarsi in avanti, c'è anche questa azione pericolosa, Donano riesce a prendere il pallone in uscita, Rotondo però non ne approfitta. Guardate quanto spazio per il Padova con Margherita Giubilato che si invola a campo aperto. Qua sembra l'azione del suo gol, perché ancora sulla ribattuta del portiere interviene ma non riesce a inquadrare la porta. Ferrato cerca di servire Giubilato, poi recupera il pallone, praticamente fa tutto da solo fino a segnare quello che è il gol del 5-1. Rivediamo, qua passa in mezzo praticamente a 3 giocatrici. 5-1 per il Padova e poi c'è gloria anche per Sofia Carli che salta a 3 avversari, entra in area di rigore, spara sotto la traversa. Molto bello anche il gol di Sofia Carli, subentrata nel secondo tempo. Siamo già oltre il 90esimo, eppure il Padova non è sazio, anche perché poi proprio allo scadere sfiora anche il settimo gol. Sarebbe stato il poker per Claudia Ferrato, che però si fa ipnotizzare così dal portiere, ma va benissimo così per le biancoscudate che colgono una nuova vittoria. Restano a -1 dal Castelvecchio nella corsa al terzo posto. Adesso riposeranno a Pasqua, torneranno in campo il 23 aprile contro il Newton Ferrara.